Ciao tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Guardiamo il video. In vista della gara di domani contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà quest'oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa a partire dalle ore 14:15. Su tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. 14:15. Inizia la conferenza stampa. È più clamoroso il primato o l'addio del giocatore più importante? Lei disse faremo di tutto per restare lassù, ma senza un'alternativa a Kvara. Noi abbiamo fatto 47 punti con grande lavoro, ora ci soffermiamo a Kvara, ma se andiamo ad analizzare in maniera oggettiva questa squadra rispetto all'anno scorso è senza 3 giocatori, Osimhen, Kvara e Zielinski, 4 con Kim rispetto allo scudetto. È oggettivo, poi ognuno può dire la propria e dire è più forte, ne esce rinforzato, indebolito, serve questo o quello, ma penso anche a Mario Rui che nell'anno dello scudetto giocava lui. Pure Elmas, sì. Dicono c'è l'ossatura, ma ora è un altro Napoli. Con la partenza di Kvara è diverso da quello dello scudetto e l'anno scorso non ha fatto un buon campionato. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che il lavoro ci ha portato lì per tanto tempo. Forse siamo stati la squadra che è stata più volte in testa, va dato merito al lavoro, ai ragazzi. Al tempo stesso non bisogna dimenticare che è un altro Napoli rispetto a 2 anni fa, ora ancora di più senza un altro pezzo da 90 e affrontiamo le restanti 18 partite. Con Neres 11 gol in 5 partite, è lui il post Kvara o si attende qualcosa dalla società? Dovete chiederlo al club, al direttore. Io ribadisco che sono venuto qui per cercare di aiutare il Napoli in un momento di difficoltà. Ho sposato questo club, questa situazione, avevo il piacere di vivere un'esperienza in una città come Napoli, con tutta questa passione. Cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi, sappiamo quali sono i nostri limiti rispetto ad altri club, ma dico sempre che dobbiamo essere ambiziosi altrimenti non ci sarebbe quella voglia, determinazione, per lavorare e cercare di stare tra le prime del campionato. Testa bassa e pedalare, qualsiasi cosa accada, alcune cose possiamo indirizzarle, altre no e non perdiamo energie, devo darla tutta alla squadra. Oggi devo essere concentrato sulla squadra, stiamo facendo qualcosa di bello e devo tutelarlo, questi ragazzi lo meritano. All'andata disse l'Atalanta ora è più forte di noi. In 2 mesi 7 vittorie su 9 e più 4 in classifica, c'è ancora un gap. Tu vedi le nostre statistiche, ma loro ne hanno vinte 11. Forti erano e forti sono rimasti. Hanno la consapevolezza di essere forti perché hanno vinto l'Europa League, battendo la squadra campione di Germania. Lo è da tempo, ma quando vinci acquisisci quella consapevolezza che te la puoi giocare con tutte. L'hanno dimostrato pure col Real, anche se hanno perso la partita, ma è stata apertissima. Detto questo, dobbiamo concentrarci su di noi, non su di loro. Siamo cresciuti dall'ultima partita contro di loro e dobbiamo continuare nel processo. Non so come finirà, ma abbiamo bisogno anche di queste gare fuori casa contro squadre forti per misurarci, per capire quanto manca, quanto c'è da lavorare per avvicinarci di più e sperare di vincere un giorno. Kvara era iconico, può generare una reazione ulteriore dalla squadra? Io avevo detto che gennaio era particolare, si chiama mercato di riparazione, quindi 1-2, chi esce entra, noi oggi siamo a metà mese e sono già usciti 4 giocatori, Caprile, Folorunsho, Serbinieri e Kvara, per dinamiche di spogliatoio, umane, si creano rapporti anche tra di loro, è inevitabile che scossoni così forti possono creare dei piccoli scompensi. Detto questo, dovremo essere bravi a mantenere l'unità creata sino al 1° gennaio. Ho sempre detto che i punti che abbiamo fatto sono frutto di 24 giocatori, non 11 che giocavano. Dovremo essere bravi anche con i nuovi, e devo dire che sono soddisfatto perché hanno lo spirito, ma devono adattarsi alla metodologia e situazioni tattiche nuove e dovremo ricreare quell'alchimia per sopperire anche all'assenza di Kvara. Ma non ci siamo mai lamentati, sono dinamiche calcistiche che ci sono state anche in passato e mi auguro ce ne siano meno in futuro. Ride. NDR. E una sfida a scudetto può aiutare a superare l'addio di Kvara? Se club e giocatore alla fine hanno deciso di trovare la soluzione d'uscita, già lì il gruppo ha metabolizzato. Poi, come detto, la realtà quotidiana ti impone di metabolizzare subito, impegnarti ancora di più per sopperire a qualsiasi situazione che può sembrare penalizzante. Sfida a scudetto? La classifica dice che siamo in testa, l'Atalanta è vicina, come l'Inter,
Poi se mi volete far dire che è una sfida a scudetto io non me la sento ancora perché so che dobbiamo fare degli step, è ancora presto per dire questo di una nostra partita. Noi non guardiamo gli altri. Abbiamo messo fieno in cascina che ci permette di fare una partita senza essere impiccati dal risultati domani a Bergamo, ma devono parlarci, ci devono rivelare e far capire a che punto siamo. All'aeroporto troverete centinaia di tifosi a spingervi per il divieto di trasferta. Con la Juve c'è già il sold out. Quanto vi spinge questa passione? Al di là dei risultati, la passione non la puoi togliere al tifoso napoletano. C'è un attaccamento che fai fatica a non percepire. È inevitabile che quando sei in testa è chiaro a tutti questa passione e noi dobbiamo alimentarla senza avere rimpianti, lasciando il campo sempre con la maglia sudata. Squadre accreditate per lo scudetto come Juve e Milan sono attardate. Il Napoli è lì e sta anche giocando bene. E la svolta? È difficile vincere i campionati o entrare in zona Champions se non produci qualcosa di bello e produttivo. Poi ci sono situazioni più pompate ed altre meno a livello mediatico per vari motivi. Quando tu produci così tanti punti, non penso sia fortuna o un caso oppure perché altre stanno facendo meno. Noi stiamo crescendo, non è stato semplice, ci siamo adattati a tante situazioni, pure a tempistiche con arrivi all'ultimo momento, impostando la squadra diversamente all'inizio, ma la loro disponibilità mi ha permesso di trovare l'assetto giusto ma col background nostro quello che già avevamo fatto e torna sempre utile. È mancata quell'attenzione in più? Questo tipo di errore contro queste squadre lo paghi. L'Atalanta ha fatto un'ottima gara, a tratti è stata straordinaria, ci dà fastidio, ma da questo tipo di partite esci più forte. Contro la Juventus abbiamo raccolto un punto, ma abbiamo fatto una partita superiore alla loro. Oggi è ancora molto fresca, ci sta ancora meno che con la Juventus, ma il calcio è questo e bisogna accettarlo. Adesso il periodo che è girata così, ma riparti e pensi alla prossima. Chiederà qualcosa dal mercato? Tolto Quadradeo non abbiamo infortunati. Il resto ci sono tutti. C'era Kolasinac squalificato, per Kosunu mi dispiace moltissimo. Ho visto un'analogia con la gara col Real. Queste sono squadre di altissimo livello, sia come squadre che come giocatori. A noi rimane comunque la consapevolezza di avergli creato problemi, probabilmente anche quel poco di differenza che non ti permette di essere più in alto. Ma dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo. È la squadra che ha fatto tantissimi punti in modo impensato. Va bene, sono dispiaciuto per i ragazzi, ma quando fai queste prestazioni alla carogna dentro per ripartire. Cosa ne pensi? Lascia un like al video e iscriviti al canale Uno Forza Napoli sempre.